È finita la preparazione, sono terminati gli schemi, le tattiche e tutto il resto. Adesso la parola va al campo. Buon pomeriggio amici di Sportissimi, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi il primo turno di Coppa Italia Serie C1 che vede affrontarsi 3 Calcio a 5 e Merlo. Per esempio una mano, ma anche chiaramente i falli. E inizia qui la partita, inizia qui la stagione di Merlo e 3 Calcio a 5 con Molinaro che riceve da Sorrentino e chiama in casa Maniscalco. E se di La Rosa fai allontana subito di non aver toccato per ultimo. La Rosa apparecchia, Pitarresi lo scambio e poi Faia giù benissimo, Ruffolo con l'esterno però il gioco è fermo. Calcio d'angolo, è andato dentro la porta il portiere. Molinaro non vuole commettere fallo, poi Ruffolo ha calciato con tanta potenza come sempre, ma viene chiamato anche il primo timeout. A proposito di giocatori invece molto giovani, Ricotta è un classe 2004, poi calcia amici con Mancino e spinge molto bene poi e poi per Sorrentino, sempre molto tecnico con Dori, poi Norfo, la palla di Maielli non entra, occasionissima qui con Dori, forse poteva servire nuovamente Sorrentino, non l'ha fatto, rimane il senatore del risultato. Grande finale di stagione, adesso sembra veramente il miglior amici, poi Norfo Mattias Maniscalco 1-0 per la Merlo in trasferta, colpo a sorpresa. Arato con la punta, declarato, non sbaglia, regalo da parte di Danilo Giovanni e con il sinistro ha messo il palo lontano 1-1. Arato per la conclusione di Colmaruso che ricomincia dove aveva concluso con il gol. Pitarresi, poi Lucchese molto bravo nelle contraste, palla che passa Girgenti contro Norfo, può cacciare Girgenti, segna ma non esulta, l'avevamo detto, soltanto un cuore verso la tribuna ed è 2-2, pareggio della Merlo. Faia va lunghissimo per Lucchese, Norfo riesce a levare il pallone, poi Condori Norfo e questa è la parata probabilmente della partita, colpo di rene incredibile. Calvaruso per amici, l'avevamo detto, è un piede come il suo, non è mai troppo complicato e infatti arriva il tris firmato per l'amici, salendo in cattedra non sbaglia più nulla. Calvaruso, Faia, Calvaruso! Non sbaglia veramente mai! Cristian Calvaruso, doppietta, 4-2! E adesso è più facile che mai! Il tocco sul compagno, poi Molinaro, il palo! Che giocata, dribbling con Mancino a seguire e destro che si spegne sul palo occhiazione. La Rosa salta tutti, poi palla che viene dichiarata dal signor Seminara come fuori. Infatti la Rosa mette giù magnificamente sulla posizione di Bocino, lo sembra adesso Bocino! E poi l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Pillitteri, però esulta il 3-5, esulta perché è arrivato il quinto gol, 5-2. Il lavoro ottimo di Ricotta, può puntare, può calciare, apparecchia Ricotta, questa volta è il passaggio giusto per Bocino e corona una partita straordinaria, 6-2, questa volta il gol è tutto suo. Mancano 35 secondi, la Rosa centralmente per Mignone ed è arrivato finalmente il primo gol per la Rosa da pivot Mignone, non sbaglia, che passaggio, che pallone, 7-2. Fa una lancia in favore della squadra del presidente Merlo, del presidente Wilson Merlo e poi il 13 fischio e termina la partita, vince il 3, buona la prima, anche in Coppa Italia, risultato finale di